Rimanendo in tema di disastri ambientali, poi attenzione alle fake news come quella che gli impianti sciistici delle nostre montagne non sarebbero pronti per la stagione invernale. Non è così, a dirlo l'assessore al turismo di Regione del Veneto, Federico Caner. Non è bastata la forza della natura a far affrontare una sfida inimmaginabile per gli abitanti di tutte le zone montane colpite dall'ondata di maltempo che ha piegato la regione Veneto. A pesare ulteriormente sulla situazione ci pensa chi non perde tempo per divulgare fake news riguardante l'ospitalità e la futura imminente stagione invernali nelle Dolomiti. A smentire la notizia con i dati alla mano, l'ente regionale e l'assessore al turismo Federico Caner. Noi sicuramente siamo in una situazione difficile e drammatica, come abbiamo visto dalle innumerevoli immagini che sono arrivate, però posso garantire che la stagione invernale nella montagna veneta aprirà i battenti secondo programma. Si sta intervenendo soprattutto sulle piste da sci per riportarle alla normalità. Fortunatamente gli impianti di risalita non sono stati danneggiati, quindi l'unica cosa che ci preoccupa in questo momento è ripristinare l'elettricità per dare la possibilità ovviamente agli impianti di funzionare, ma anche per mettere in moto i cannoni sparaneve. Abbiamo ancora 10-15 giorni di tempo prima che arrivi, si spera, il freddo necessario per poter eventualmente sparare la neve. Quindi diciamo che l'aspetto più importante in questo momento è ripristinare l'energia elettrica. Energia elettrica che nei giorni più critici è mancata ad oltre 160.000 utenze, una situazione tra le più tragiche mai accadute in questo territorio che grazie alla protezione civile, vigili del fuoco, esercito, soccorso alpino ed un numero imprecisato di volontari sta piano piano migliorando in previsione proprio dell'imminente stagione invernale. Sicuramente i danni sono stati notevoli, però riguardano più che altro la parte diciamo infrastrutturale pubblica e l'aspetto così ambientale e boschivo, ma grazie alla perseveranza, alla forza di volontà di tutti i volontari, ma di bellunesi in particolare, le strutture ricettive fortunatamente sono state ripristinate, quelle poche che erano state danneggiate, così come appunto le piste e gli impianti. Quindi grazie a loro possiamo dire che la stagione sciistica invernale non è a rischio e quindi invitiamo tutti, veneti e non veneti, turisti a venire in massa nelle nostre località, perché questo è anche un bel modo per rispondere e per dare la nostra solidarietà a tutti i bellunesi. Il messaggio è chiaro e forte perché ancora una volta il turismo può trasformarsi in una chiave di volta indispensabile per il territorio. A rendersi è quindi un verbo impronunciabile per gli imprenditori turistici veneti, più che mai convinti di riproporre anche quest'anno l'ospitalità di sempre. Direi che il sistema migliore per aiutare la montagna veneta tutta, quindi sia il bellunese che l'asiago che è stato molto colpito dal maltempo, sia proprio quella di recarsi in queste località quest'inverno e anche la prossima estate, passandoci un soggiorno più o meno lungo a seconda delle possibilità, ma per far ripartire l'economia locale, perché altrimenti se non facciamo questo è come ci fosse una seconda alluvione. Quindi il metodo migliore per aiutare questi territori è quello di andarci, frequentarli, perché sono e verranno ripristinati velocemente.